Any ideas? Salve, salve a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento. Ciao Massimiliano, ciao, benvenuti a tutti, benvenuti. Vedo che Twitch Monitor ha avvertito tutti gli amici che sono nel gruppo, che sono in diretta anche su Twitch, quindi benvenuti agli amici che sono sia qui sia su YouTube che su Twitch che su Facebook, ok? Siamo in diretta su tutti e tre i social contemporaneamente, ok? Quindi benvenuti a tutti, benvenuti a questo nuovo unboxing. Come sapete io sono Mister Unboxing, faccio l'unboxing un po' di tutto, principalmente vinili, infatti qui inquadrati da quest'altra webcam ci sono un bel po' di scatole piene di vinili, una bella mano. È più scura quella webcam perché è una webcam, mi pare che del 2003, della Logitech. Sarà neanche 640x480 di risoluzione. Ho cercato di mettere la luminosità al massimo, ma più di tanto non rende avendo una risoluzione così bassa, se vedete ovviamente, così magari si vedono meglio le scatole. Allora l'audio arriva, sì, che l'importante è che arrivi l'audio, Allora, come vedete qui abbiamo un sacco di scatole, buste, bustine. Questo è l'hard disk, l'ultimo che ho comprato, ho fatto l'unboxing, diciamo, ecco, lo sto inquadrando su quest'altra videocamera che è una Full HD, anche se non riesce a mettere a fuoco da vicino. Mi sono trovato molto bene. Di questo farò presto un photo report per farvi vedere diciamo le caratteristiche, come va. Attualmente adesso sta copiando
circa un 150 giga dentro il 5 tera e devo dire che va molto molto bene. Magari con i benchmark, io ne ho parlato con degli amici, non è tanto veloce, ma a me non interessava la velocità di questo disco, come ho già detto anche nell'altro unboxing. Questo è un 5400 giri, quanto l'affidabilità. Quindi a me che sia un po' più lento rispetto ai 7200 poco mi interessa. Quello che mi interessa è che sia affidabile diciamo nel tempo, tra virgolette, insomma, che sia affidabile per un uso normale di casa, e la velocità non mi interessa assolutamente, non vado a cercare la velocità. Come vedete qui dietro ho un po' di apparecchi di Amazon con Alexa incorporato. Questo sta adesso in camera di mia figlia, Echo Dot, tra l'altro è rosa. Questo sta in camera da letto da mia moglie e deve arrivare quello a palletta che stava in offerta durante il Black Friday, perché io mi sono trovato molto bene. Quindi cominciamo prima di fare l'unboxing. Allora, il pacchetto da aprire è questo, ok? Allora, una cosa volevo dire riguardo ad Amazon, riguardo pure al servizio di consegne. Stamattina è già la seconda volta che il corriere di Amazon mi arriva alle 8, ok? L'altra volta alle 8 e un quarto, oggi proprio alle 8 precise, e faccio presente che oggi è sabato. Alle 8 mi bussa il citofono, era il corriere di Amazon con questo pacchettino, d'accordo? Allora, questo pacchettino poi lo andiamo a sballare. Parliamo un po', perché non so se è ben chiaro che cos'è Alexa, che cosa sono questi apparecchi Echo Dot, Echo Show, che cosa sono le lampadine. Si blocca ogni tanto, non so se sono io. Allora, io ho fotogrammi persi 0, live da 8 minuti e 30 secondi, CPU 39%, 30 frame al secondo, 3100 kilobyte. Quindi forse è la tua connessione, perché io sto trasmettendo abbastanza alto come kilobyte al secondo. Quindi è vero che poi sia Twitch, Facebook, Massimiliano, tu non c'hai YouTube, non hai la possibilità di andare su YouTube? Magari cerca, forse sotto nella descrizione del filmato di Facebook ci dovrebbe stare il link anche al mio canale YouTube. Prova ad andare su YouTube, dovreste trovare anche già i link pure sotto la descrizione del video di YouTube stesso, ci stanno i link a tutti i canali. Magari YouTube è un po' più veloce rispetto a Facebook, non lo so, io azzardo ipotesi. Sì, anche su Twitch senza essere iscritti, certo, io l'ho fatta pubblica. Scusate, c'ho la tigre, così, non scappi. Scusate, tutto in diretta, tutto in diretta, ma c'è la tigre qui che mi andava a mangiare le scatole, perché qualsiasi scatola, lei pure se è chiusa, fa lei l'unboxing. Questo è Posi, dal cartone animato Crimi, l'incantevole Crimi. Lei è Posi, nega, non ce l'abbiamo, ma mangia, non mi ha mai fatto male questa gatta, dorme sempre con me, soprattutto adesso. Che vi devo dire, era la gatta, prima stava a casa di mia suocera, adesso sta con noi da almeno 3 anni, va bene. Allora, se sta buona la teniamo qua. Allora, che cosa dicevamo? Stavamo spiegando che cos'è Echo Dot, che cos'è Echo Show, che cos'è Alexa, cosa si può fare con... qui dietro c'ho pure questa me l'hanno data in omaggio. Questa è una presa wifi che mi hanno dato in omaggio con l'Echo Show, ok? Perché questa l'ho presa durante l'Amazon Week, ha fatto un'offerta Amazon su tutti i suoi prodotti, e quindi ho preso questo più questo, e questo era tra l'altro in omaggio. Quella è una presa telecomandata, devo ancora pensare se metterci, c'è una bella lampada qua che la posso, senza cambiare le lampadine, la posso comandare direttamente con Alexa. Allora, come funziona Alexa? Io ho preso delle lampadine compatibili con Alexa, mi pare no, che sono proprio Amazon originali, e le ho messe nel lampadario di mia figlia. Allora, le lampadine Alexa, anche quelle compatibili, che cosa hanno di particolare? Se io dico Alexa illuminazione 20%, lei me la abbassa al 20%.
Se io dico, poi sono tutte RGBW, perché aggiungo il W? Perché quando uno parla di RGB, se non c'è il W, significa che quei LED che stanno dentro quell'apparato, che sia una serie di luci, che sia una lampadina, qualunque cosa, se uno legge solo RGB, vuol dire che dentro quell'apparato ci sono solo i tre colori, red, green e blu. Praticamente manca il bianco. Praticamente voi per fare il bianco lui accende tutti e tre i LED, mentre quando c'è scritto RGBW c'è anche il LED bianco che serve per fare appunto la luce bianca. Allora, queste qui che ho comprato io sono RGBW comandate da Alexa. Se io gli dico Alexa illuminazione arancione, mi mette il colore arancione. Alexa colore rosso chiaro, e lei mi mette rosso chiaro. È uno spettacolo, non posso farvelo vedere perché le lampadine adesso già stanno montate lì sotto nel lampadario di mia figlia, ma quando le ricomprerò sicuramente io ho, ecco, questo portalampada qui, vi faccio vedere, che è un residuato bellico delle mie luci psichedeliche anni 80. Magari chi ha fatto il DJ o chi è andato a qualche festa di DJ se le ricorderà. Queste erano tutte impilate una sopra l'altra. Qui dentro c'è una lampadina che comprate alle Leroy Merlin. Ormai questa l'ho pagata pure parecchio perché è una lampadina multicolor che cambia colore da sola. Ok? E questa la pagai pure parecchio, però non è né wifi né niente. Ancora funziona, saranno senza esagerare 8 anni che ce l'ho. Prima stava dentro la camera di mia figlia perché durante la notte voleva questo cambio di colore, diciamo, l'accompagnava nell'addormentarsi. E nel sonno, siccome consumava molto poco, la comprai dalle Leroy Merlin. Però adesso ce l'ha direttamente dentro alla plafoniera, può mettere il colore che vuole. Non solo, ma per dormire uno dice Alexa illuminazione 5% e le mette tenue tenue, bello. Poi se le devi spegnere, Alexa spegni, e quella spegne le luci. Alexa 100%, poi luce calda, luce fredda, cioè ci sono tutte le temperature di colore, quindi da questo punto di vista Alexa è comodissima. Poi non solo, questi Echadot ovviamente comandati da Alexa, voi potete dire pure, che ne so, Alexa le notizie del giorno e lei vi legge tutte le notizie del giorno. Alexa che ore sono e vi dice l'ora. Non è solo questo, perché io mi sono divertito lì, ovviamente quando uno ce l'ha questi attrezzi, poi comincia a divertirci, uno si fa pure tante risate quando Alexa non capisce niente, perché capita, ovviamente, è sempre una I, un'intelligenza artificiale programmata, quindi molte volte non ti aiuta o molte volte risponde male. Io ce l'ho ancora le lampadine, una verde e una blu, una bianca, sì, quelle psichedeliche. Queste io ho ancora la centralina giù, questa è una delle tre più la centralina, hanno tutte questa forma qui, tutte, diciamo, questo che è esagonale, una forma esagonale, e qui davanti non c'era questa lampadina ma c'era il faretto originariamente, il faretto a incandescenza. Io ce n'ho due scatoloni di faretti a incandescenza per le luci psichedeliche, anche perché vengono dalla saletta, quella che ho chiuso, dove c'era tutta l'illuminazione degli anni 90. Vuoi scendere? Vai! Si è stufata di sentirmi, forse non lo so se anche voi vi siete stufati, se sono troppo lungo. Comunque andiamo avanti a parlare di Alexa. Un'altra bella funzione di Alexa è se tu gli dici Alexa riproduci i brani di Eros Ramazzotti, Alexa riproduci i brani dei Queen, prende e riproduce i brani di qualsiasi cantante, oppure anche il genere. Alexa riproduci musica classica e prende musica classica. Alexa riproduci jazz e si sentono anche molto bene, devo dire, per essere apparecchietti. Questo mi sembra che adesso sta a 20 euro, una cosa del genere, quindi quasi neanche un altoparlante ci comprate con 20 euro. Questo c'ha tutto incorporato, tutto, e quindi mi sento di consigliarli parecchio questi attrezzi EcoShow, Smart Plug, Ecodot, le lampadine compatibili con Alexa, tutto wifi, si connette tutto alla wifi di casa e così comandate, cioè avete una casa domotica senza spendere una cifra esorbitante. Ok? Anche dietro io le ho rotonde e dentro specchio, sì, così facevano molta più luce con dentro a specchio, bravo. Sì, me le ricordo Massimiliano, hai voglia.
E quindi niente, vi ho spiegato un po' come funziona l'Echo Dot di Alexa. Questo addirittura, vabbè, fa pure da sveglia, l'orologio, ma anche questo. Alexa imposta sveglia alle 4, oppure il timer. Che ne so, ultimamente mi serve parecchio il timer perché mia moglie si mette il termometro. Alexa, timer a 3 minuti. E lei ti chiama dopo 3 minuti. Cioè è di una comodità, ma di una comodità enorme, enorme. Quindi diciamo che piano piano ci stiamo avvicinando a quel futuro che si vedeva anche in Ritorno al futuro parte 2, che il ragazzo diceva alla televisione di mettergli diversi canali, e si chiedeva frutta giù, frutta su, saliva la frutta, scendeva, cioè piano piano ci stiamo avvicinando a quel futuro che è stato tanto, posi, è stato tanto ipotizzato anche in tanti altri film, perché il riconoscimento vocale era un traguardo che volevamo raggiungere, non ultimo il telefilm Supercar, Knight Rider con David Hasselhoff che parlava con la sua macchina e la sua macchina capiva tutto quello che diceva. Scusate, ma c'ho il gatto che mi va là dietro alla televisione dove stanno tutti i cavi, vabbè, lì c'ho la Xbox, la Wii, tutta roba vecchissima, c'ho la PlayStation 1, vabbè. Ok, continuiamo e andiamo avanti con l'unboxing perché vediamo cosa contiene questo pacchettino. Ripeto, è arrivato stamattina alle 8. Ok? Come sapete Amazon c'ha l'apertura facilitata qui, quindi qualsiasi pacco Amazon, ecco, ho parlato, l'ultima cosa. Vedete il bello della diretta, io faccio tutto in diretta, Vabbè, comunque sapete. Tutto in diretta, tutto in diretta. Oh, guardate bene qua che cosa è arrivato. Siccome a me mi funziona malissimo il termostato ambiente e siccome durante il Black Friday c'erano delle belle offerte, abbiamo pensato con mia moglie di cambiare questo termostato ambiente. Poi sarà mia cura adesso farci arrivare pure la corrente. Guardate che bello che è. Questo è anche vocale comandato da Alexa, quindi Alexa imposta termostato ambiente 20 gradi e Alexa lo imposta senza che voi fate nulla, anche se poi questo è anche manuale, Questo va dentro la cassettina che io già ce n'ho uno dentro, anzi ve lo faccio vedere quello che ho io che era già un ottimo termostato, si può tranquillamente sfilare. Perché questo mio, mentre questo che ho comprato adesso va a corrente, questo qui che vedete, ovviamente la data è sbagliata, non state a guardare la data, sono le 19:40, non sono le 19, comunque quella è la temperatura. Tra l'altro questo era impostabile su tutta la settimana, però ovviamente vedete, così quando c'è la fiammetta accesa, vedete da quest'altra parte, da qua, la fiammetta così vuol dire che è accesa la caldaia. Comunque questo aveva 7 programmi per ogni programma, quindi per ogni giorno della settimana voi potevate impostare a seconda dell'ora una temperatura diversa. Questo era un bel termostato, però purtroppo non mi funzionano più questi tasti. E che te devo dire? L'ho smontato tutto, ho fatto solo che ulteriori problemi. Ma voi la vedete la gatta? Sì, in quest'altra telecamera, vedete? Che mi fa disastri. Che stai a fare? Così, va, scendi. E andiamo. Scusate, rimetto a posto il termostato, se no i termosifoni poi non funzionano. È tutto in diretta, ragazzi. Non sono sparito, tutto in diretta. Allora, quindi vediamo questo termostato. Adesso io dovrò trovare, qua ci vanno i 2 cavi della corrente e i 2 cavi che vanno alla caldaia. Semplicissima l'installazione, proprio 5 minuti. Io però mi sa che dentro quella scatoletta non ho i cavi della corrente e devo prendere una scatoletta sotto, ma non fa niente. Ancora qui, tu come vedi una scatola te ci devi infilare? Mannaggia, oh, guardate che i gatti sono tremendi con le scatole, ma guarda che questa è troppo piccola, non c'entri là dentro. Che vuoi? Che desideri? Mannaggia, i gatti sono un macello, Dai, vieni qua, dai, a posto. E questo è il gatto. Allora, quindi adesso volevo andare a vedere con voi se c'è qualche altra bella offerta su Amazon. Allora, un attimino solo che devo impostare la giusta pagina. Allora,
Chrome, allora Chrome, ok, impostiamo la giusta pagina, così andiamo qua e poi andiamo qua, ok. Aspettate che vi faccio la transizione. Allora, non è qua. Come mai non me lo vede? No, non è neanche questo. Un attimo solo, un attimo di pazienza, che io, come sapete, ho tantissime finestre aperte di Chrome. Se deve stare quartiere Morena, ok, questa qui. Ok, andiamo a vedere. Ok, e questo è, diciamo, la mia pagina. Andiamo su qui e poi andiamo su qui. Allora, questa è la mia pagina che sto aggiornando continuazione. Come vedete c'è questo qua, l'Amazon Alexa Echo Dot di quarta generazione. Attenzione che se andate a comprare questo, ce l'ho scritto pure in corsivo, che potrebbe arrivare anche dopo il 25 dicembre, perché è un prodotto nuovo che stanno producendo adesso, ok? È l'Echo Dot di quarta generazione. Poi ho messo un po' di giochi da tavolo come idee regalo anche per Natale, approfittando delle offerte. Questo è l'unico, mi pare, che sta con uno sconto minore del 20%, perché questo è un bundle, diciamo, è una scatola grossa che contiene diverse espansioni di questo stesso gioco. Ho messo altri giochi da tavolo come idee regalo. Questi sono giochi un po' più da grandi, sono giochi un po' più seri. Poi ci ho messo il gioco della vita, mia figlia ce l'ha, ci giochiamo spessissimo, è un bellissimo gioco, tra l'altro sta in offerta addirittura a 16,90, quindi converrebbe quasi prenderlo. Poi ci ho messo un po' di LP di Cristina D'Avena, tra l'altro come vedete c'è ancora disponibile a 22,80 € il doppio vinile di Cristina D'Avena, le sigle più belle, il volume 1, ok? Mi sembra che nei commenti vi ho messo anche il link a chi vuole la versione CD, perché chi non ha il giradischi, anche per Cristina D'Avena, no, le sigle volume 2 sono comprese nel CD, queste qua, perché infatti Amazon che cosa ha fatto? Visto che era uscito questo CD e c'erano il doppio delle sigle che stanno qua dentro al volume 1, ha fatto uscire questa nel volume 2. Però per esempio, ecco, pure per Duets Forever, che sta bella in offerta a 23,99 contro i 33,47 il vinile, vi ho messo nei commenti vi ho messo il link alla versione CD, ok? E poi c'è la Fire TV Stick, va bene. Allora, andiamo a vedere un po' di... ecco, mi avevano chiesto anche il prezzo dell'eredità, quindi sono andato a vedere, c'è un piccolo sconto di 3 euro, niente di che. Allora, eccoci qua. Allora, non so se voi state vedendo quello che vedo io, andiamo avanti comunque con l'osservazione di questi prodotti. Vediamo che prodotti vorreste vedere. Ciao Paolo, benvenuto Paolo a questa diretta. Allora, stiamo analizzando un po' le offerte che ci sono anche su Amazon. Che cosa vorreste vedere? Che vi interessa di più? Prodotti Amazon, prodotti a LED, perché noi possiamo, ecco, andiamo a vedere qualche cosa a LED, va, qualche lampadina wifi se c'è. Queste sono lampadine normali, no? Allora andiamo a cercare invece, cerchiamocela noi, lampadina wifi Alexa, via, eccole qui. Io mi pare, ecco, queste qua mi pare che ho comprato, stanno pure in offerta Black Friday, addirittura 4 a 46 euro. Queste sono, allora, ho sempre paura che il gatto fa qualche danno. Lampada Alexa Wi-Fi 7 watt, 60, equivalente a 60 watt, 2 pezzi. Allora, vediamo che cosa ci dice qua. Innanzitutto se sono RGB W.
perché l'importante è che devono essere RGB-W. Questo ovviamente è comandabile pure col cellulare, perché anche le mie si possono comandare col cellulare normale, ma conviene comandarle con Alexa, perché Alexa così comanda tutto. Tra l'altro Alexa si interfaccia pure con le app di terze parti. Io ho la lavatrice LG e l'ho interfacciata con Alexa. Allora, nella descrizione non mi dice se sono dirimmabile, timer, voice control, Alexa, RGB normale, quindi questa non mi piace tanto. RGB normale, Akibo, Rud, ecco, RGB CV addirittura, questo è ancora meglio. Clear white. Allora, vediamo. Controllo vocale, sì. La lampadina funziona con Amazon Alexa. Questa però c'hanno l'attacco, quello piccolo, non è la E14. E queste per chi c'ha l'attacco piccolo vanno molto bene, però stanno 25,2 €, non è un prezzo, si trovano a di meno, insomma, quindi non è da consigliare questo prezzo. Oh, qua invece vedi tutte a forma di faretto, carine queste. Queste sono carine a forma di faretto. Ecco, 20,2 € a 10 € l'una comincia a essere interessante il prezzo. Sì, ecco, infatti 10 € l'una, vedete? Questa però è RGBV, eccola. Queste a 10 € l'una sono interessanti. Infatti si risparmiano 5,20 € su due lampadine, e queste hanno l'attacco E14, sempre quello piccolo, Queste sono 5 watt, equivalgono a 40 watt, 2800 Kelvin, compatibile anche Alexa. Ma quelle che ho preso io non le trovo più, mazza, già non si trovano più. Purtroppo questi sono prodotti che finiscono e riordinano, finiscono e riordinano. Queste forse sono buone perché sono da 10 watt, quindi sono belle luminose, vanno da 2007 a 6500 Kelvin, quindi dentro questo qua sono i LED bianchi, riescono a coprire tutto il range di freddo e caldo, di luce fredda e calda, quindi fanno fredda, naturale, calda, e sono anche RGB, sono wifi, non stanno in offerta. Questo converrebbe aspettare che arrivano in offerta. Mi pare che sono proprio queste quelle che ho preso io. Vediamo la confezione, non c'è la confezione, sì, pure io ho l'app sul cellulare. Vabbè, comunque mi sembra che sono queste le TV live, queste qui, molto molto buone, però non stanno in offerta, conviene aspettare un'offerta. Vediamo un po', infatti vedete che stavano a 18 €, sono scese, poi sono state per parecchio tempo a 22,99 €, adesso sono a 24, quindi 25 €. Infatti vedete sono risalite. Queste durante il Black Friday stavano abbastanza basse. E vabbè, che bisogna fare? Bisogna aspettare la prossima offerta, ecco che si fa. Non è un problema aspettare. Vabbè, questo per quanto riguarda le lampadine. Andiamo a rivedere le offerte. Via. Allora, vediamo informatica, vediamo se c'è qualche bella offerta di informatica. Allora, vediamo se qualcuno dice qualcosa nella chat. Vediamo, va. Allora, qualche lampadina con USB per PC. Vede nero e poi deve uscire e aprire di nuovo. E non lo so, magari è Facebook, non lo so. Chiedo a qualcuno che è connesso da Twitch o da YouTube se hanno lo stesso problema di Massimiliano. Vedete un po' se avete lo stesso problema lamentato da Massimiliano. Va bene, comunque un attimo solo. Ok, siamo in tre. Vediamo quest'ultima cosa che mi ha chiesto lampadina con USB per PC. Andiamo a vedere tutto, Amazon c'ha tutto. Lampadina USB PC, vai col tango. Queste le vendevo pure io. Black Friday, eccola qui, ce l'hanno pure da Ikea, quelle USB. Comunque questa a 10 € invece che 11,98 €, c'hai un 20% di sconto praticamente. Un 20% di sconto non è neanche tanto male sta lampadina, d'altronde meno di questo. Sì.
c'ha pure il cavo staccabile, quindi dell'USB. Ah, pure portatile, quindi Yasan lampadina di lettura, luce per lettura ricaricabile, ancora meglio, dimmerabile, quindi si può regolare pure l'intensità, basta toccarla sopra, senza livelli, quindi lo puoi dimmerare piano 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 piano, bene. 3 modalità e 9 LED. Luce, libro portatile con clip, ideale per e-reader, studio, letto, viaggi, tablet e tutto. Allora, ti può andare bene questa qui? Metto il link poi, se no guardate il link, vediamo un po'. Il link, magari non so se sulla chat me lo accetta, ci provo, ci proviamo. Sulla chat mi accetta un link? Su YouTube e su Twitch sì, su Facebook no. Comunque la chat su Facebook la posso aprire direttamente da qua, vediamo un po' che succede. Vi metto il link in diretta, guardate, scrivi un commento, tac, a posto. Questo siamo noi, siamo live, questo ci sta in ritardo, ma siamo noi e siamo live. Vi ho messo il link in diretta, ok? Ritorniamo qua. Allora, che altro volete vedere? Ditemelo, perché io così vi metto qualche link, qualche cosa. Mi fate sapere se vi interessa qualche altra cosa. Allora, l'invio di messaggio è qualche lampadina per PC. Vabbè, allora io vado avanti, vado a vedere qualche altro oggetto, qualche altra cosa che può essere interessante, sempre presa dalle offerte, perché a noi ci interessano le offerte. Andiamo su TV, Home Cinema e accessori. Vedete, Amazon pure è abbastanza veloce come sito, andiamo a vedere qualche monitor, qualche monitor che sia in un'offerta decente. Oltre il 20-25% di sconto non c'hanno niente, niente. Ah, grande, grazie Max, ti sei iscritto al mio canale YouTube, arrivano le notifiche, grazie mille, grazie e benvenuto. Stai su YouTube adesso? Funziona meglio YouTube? Dimmi se funziona meglio YouTube, sono curioso di sapere se YouTube funziona meglio. Comunque ho messo il link nella chat anche di Facebook, quindi lo trovi sui link, d'accordo? Allora, no, qua tra i monitor non c'è niente che sia molto interessante come offerte. Andiamo a vedere, no, qua sopra non ci sono le offerte. Allora, andiamo a vedere, no, questo no. Qualcosa che può essere interessante, proiettori, bene o male ho visto che tutto l'anno si trovano a prezzi abbastanza contenuti. I proiettori, che possiamo vedere? I film, ma i film sono in pochi ancora che lo comprano. Vogliamo andare a vedere qualcosa dal mio store Amazon? Allora, un attimo che lo devo trovare, dove sta? Ok, sta qui la mia pagina di influencer, store, quello che vi pare. Allora, andiamo a vedere il mio store. Allora, questo è il mio store. Ok, ho aggiunto delle puntine ultimamente. Io sono molto affezionato anche alle puntine della serie Grado, marca Grado, insomma, è della serie, queste sono bianche, verdi, nere ed esistono anche azzurre. Allora, queste sono puntine per ascolto molto molto buone, anche se non costano, perché ci sono puntine che costano 1500 euro, ragazzi, quindi bisogna stare attenti. Queste per ascolto sono molto buone, ovviamente queste qui sono le top di gamma. Questa ti vendono la testina con la puntina quella white, più che white, questa è argento, silver, infatti silver 3, ecco, non lo leggevo. Si sentono molto molto bene queste puntine, però per ascolto non facciamo il DJ con queste puntine, perché sono sprecate per fare il DJ, quindi queste sono le testine serie Grado, che sono molto molto buone per fare l'ascolto.
Io l'ho messo qui perché ultimamente un amico si è comprato un giradischi, un Pioneer PLX 500, e voleva sapere che testina e puntina ci poteva mettere sotto. Io gli ho sconsigliato la serie Concorde, che è prettamente da DJ, e quindi mi ero accorto che qui non avevo messo nessuna testina e puntina per ascolto, prettamente solo per ascoltare dei vinili, nuovi o vecchi che siano. E allora ho pensato di iniziare con le Grado. Le Grado sono delle ottime puntine, Amazon ce l'ha, come vedete, disponibili, e diciamo il prezzo non è neanche tanto esagerato. Molto spesso trovate pure l'offerta su queste puntine, quei 5-10 euro riuscite a risparmiarli. Certo, io dico una cosa: quando necessita bisogna comprarla, non è che se uno si può mettere lì a aspettare che arrivano le offerte. Ok, questa pure è molto bella, guardate che bella puntina che è pure questa, ingrandiamola, eccola. Vedete, a me mi si è rotto tutto questo bastoncino qui. E vi racconto pure come stavo pulendo il giradischi, non avevo messo il cappuccio di protezione qui, e questo in un secondo si è impigliato nel panno elettrostatico, che stavo pulendo con un pannetto elettrostatico tutto il giradischi, e mi si è portato via tutta quest'asta qui. Io sono rimasto, questo è un dischetto che sta inserito dentro, ovviamente non l'ho più trovata perché questa è piccola come un'unghia, tutta quest'asta qui è grande come un'unghia, non l'ho più trovata, quindi si è spezzata, perché poi sono cose molto molto delicate, e io quindi devo comprare solo questo pezzo qui, che si trova anche su Amazon, se voi scrivete puntina grado black, mi pare che Amazon ce l'aveva, non è questa, non è questa, non è questa, non ce l'ha più, porca miseria, le ha terminate. Se non c'è la black, puntina grado e basta. Vabbè che costava 100 euro, mi conviene ricomprare tutta la testina, visto quanto stanno. Questa sta a 104, testina e puntina, però certo è un peccato perché poi mi rimane una testina inutilizzata. No, non ce l'ha più, vedete, è solo questo pezzo qui, che questa non è compatibile, non mi piace, vedi, Shure non è così assolutamente, non lo vedo più, non c'è più. Vediamo un po' andando avanti. Questa qua costava uno sproposito, ragazzi. Andiamo a vedere questa qua, se ce l'ha qualche venditore disponibile presso questi rivenditori, vediamo un po'. Sono curioso di vedere. 450 euro, ragazzi, testina e puntina, 450 euro, ok, 450 euro. Guardate come vi arriva, guardate che roba, cioè queste sono le puntine, quelle là veramente veramente top di gamma. Andiamo a vedere, 106 euro, questo c'è tutto. Oh, ragazzi, non ci sono più le puntine da sole della serie Grado, stanno su eBay, però porca miseria, se uno non si sbriga, ce n'erano diverse. Vedete i pannetti elettrostatici e tutto il kit per pulire i vinili, questo non è male, 21 euro, ti danno due pannetti. Da quant'è il cleaner, Solution Vinyl Cleaner? Non c'è scritto da quant'è, vediamo nella descrizione se c'è scritto. 420 grammi è il peso, non c'è scritto da quant'è, neanche qui. 250 millilitri, è alto il prezzo, è alto. Comunque non mi state scrivendo che cosa vorreste vedere, non so, non vedo la chat. Ecco, ci sono, si vede meglio qua, hai visto? Questo è per l'alta fedeltà, sì, le puntine. Guarda, se volete vedere delle puntine professionali, puntina professionale, allora non è che non è Newmark, non è neanche questa 34, no, ordina per prezzo decrescente. Sì, mi mette i giradischi, che c'entrano, 108, ma non è, no,
non so, questo 84 euro, ma che è questa? Questa non l'ho mai vista. Toner banana, questa mai vista, la prima volta che la vedo. Sì, queste le conosco, queste le conosco, un po' tutte, io perché essendo che mi piacciono parecchio i vinili, le puntine, le testine e tutte queste cose qui sono cose che diciamo considero parecchio. Stavo cercando quelle puntine che professionali, allora, professional, stiamo sul sito italiano però, testina professionale giradischi, vediamo un po'. Niente, oh, ci stanno queste qua, forse perché io faccio sempre le ricerche su queste qui e quindi non mi fa vedere quelle là, diciamo un po' più. Ecco, questa per esempio, questa è un'audiotecnica che, allora, l'audiotecnica fa puntine da sempre, da che io mi ricordi, attenzione, perché uno pensa che l'audiotecnica è inferiore alla Shure, era inferiore, ovviamente parlo degli anni 90, negli anni 90 c'erano le Stanton, le Shure, queste qui erano le puntine utilizzate dai DJ, diciamo professionisti, però la Audio-Tecnica fa testine da tanto tempo, guarda, 599 euro di testina, guardate, pure puntina, cioè addirittura la parte puntina alla testina è attaccata con le viti. Poi queste vanno le viti che vanno attaccate alla shell, quindi veramente veramente uno spettacolo. Quindi guardate che roba, microlinear, Square Shark, bellissima, bellissima questa puntina. Vabbè, stiamo parlando di 600 euro tra testina e puntina qui, qui cominciamo ad andare sul professionale, volevo vedere una cosa di questa, se mai è andata in offerta da 600 euro. Allora andiamo a vedere con il nostro grafico se no, è sempre costata 600 euro, questa non va in offerta, non te la mettono in offerta mai. Guardate che linea retta qui, guardate che roba, vediamo negli anni, negli anni, guarda, questa è stata in offerta a 300 euro il 18 luglio scorso, il 18 luglio scorso, per pochissimi giorni. Quanto è stato? 2 giorni? Sì, un giorno, il 18 luglio, perché già il 19 è risalita. Il 18 luglio è stata a 300 euro, poi addirittura prima costava 5,49 e poi è risalita di prezzo, è rimasto stabile. Questi sono i grafici che io soprattutto e chi fa, diciamo, chi ha intrapreso quello che faccio io, deve tenere in considerazione quando propone un'offerta, se l'offerta è una vera offerta oppure no. Questa per esempio è una puntina che se va in offerta sicuramente la metterò dentro il canale Telegram, ok? Questa vede DJ Grado, non c'è il prezzo, ma questa non è una di quelle professionali, io le vedo subito quelle professionali veramente, non so, queste non è questa, no, 49, no, 47 assolutamente non sono quelle. Poi ci stanno pure le freccette qui, vabbè, che non c'entrano niente. Vedete perché io ho preso in mente, ho preso la palla al balzo e ho fatto questo negozio Amazon, perché praticamente su Amazon, a parte che mischia i prodotti, fa un casino, io ho visto che per fare una ricerca ci diventiamo vecchi ragazzi qui, e quindi che conviene fare? Conviene fare uno store, vediamo se ancora ho il link memorizzato. Conviene fare uno store dove io vado sui piatti e trovo i piatti, diciamo, tra i più venduti, i migliori, e non è che mi ci trovo in mezzo un asciugacapelli, è quello che dà fastidio. Quindi io vi invito a visitare ovviamente questo che è il mio store aperto da poco su Amazon, oltre a quello che sta pure su Facebook,
questo è il link diciamo, alla mia pagina dedicata a questo su Facebook. Ve li sto mettendo sia su Twitch che su YouTube, ma su Facebook non funziona, quindi niente. E quindi che cos'ha di bello? Io se vado sulle cuffie devo trovare solo cuffie, non è che ci posso trovare di tutto, insomma, capite? Questo era il mio obiettivo, penso di averlo un po' raggiunto. Va bene, io direi che questa diretta è durata anche abbastanza, direi di tornare in studio. Torniamo su di me, vediamo, così rivediamo anche la chat. Ok, allora in futuro dobbiamo senz'altro andare a sballare. Vabbè, questo siamo arrivati, questo domani mia figlia ha detto che non lo vuole fare in diretta, ma sballerà sia questo è vuoto, lo buttiamo per terra, poi tanto raccolgo io questo di mia figlia. Ci sono tanti pacchetti e pacchettini di mia figlia. Eccoli qua, vi faccio vedere. Allora, di mia figlia è questo, di mia figlia è questo. Purtroppo quest'anno, domani è il compleanno di mia figlia e gli hanno fatto tutti i regali così, non potendoci muovere, non potendoci vedere coi parenti. Ecco, Amazon ha una particolarità molto importante, che vi permette di fare regali a distanza, ma non solo regali, potete comprare i buoni regalo di Amazon, che diciamo chiunque può spendere in quello che vuole, e quindi è un'ottima iniziativa che Amazon ha fatto, di poter fare un buono Amazon d'acquisto, e così chi lo riceve può acquistare quello che vuole su Amazon, qualsiasi tipo di prodotto. Volevo andare a vedere se c'è ancora qualcuno collegato. Siamo ancora live, siamo ancora online sia su YouTube che su Facebook che su Twitch. Perché non scrivete? Allora, se volete, io vado anche ancora un po' avanti, se volete vedere qualche altro oggetto, qualche altra cosa, scrivetelo sulla chat, e così io vi illustro qualche altra cosa. Questo è un altro pacchetto con cui Amazon di solito spedisce le cose. Dentro c'era l'Eco Show. Niente, se volete che parlo di qualche altra cosa, ditemi voi. Magari prima di chiudere, quanto tempo è che stiamo in diretta? Da 48 minuti, c'ho 10 minuti, va. Allora, facciamo una cosa, vi racconto un po' qualcosa di me, di quello che facevo, diciamo, prima degli anni 2000, diciamo quando ero un po' più giovincello, più ragazzotto. Non so se può interessare, però è una cosa che mi piace fare. Allora, io ho vissuto appieno gli anni 80 e gli anni 90, con tutto io sono del 74, lo sapete benissimo, e negli anni 80 avevo solo 6 anni, però erano sufficienti per vivere appieno sia tutti i vari cartoni animati che uscivano in quel periodo, che erano tantissimi, prima visti su una televisione a bianco e nero, tutto Goldrake. Io le prime edizioni di Goldrake di Mazinga me ne ricordavo tutto bianco e nero, perché io a casa avevo la televisione bianco e nero. Poi una mia zia che morì, zia Clara, ci regalò la televisione a colori, la prima Telefunken è bellissima, che è durata tanti anni, e quando uno dice tanti anni vuol dire veramente tanti anni. La Telefunken la cambiammo poi, se non mi ricordo male, con la Sony, che comprai io con il primo stipendio, quindi pensate un po' quanti anni è durata, no? Una televisione Telefunken mai riparata, il tubo si era totalmente scaricato, l'avevamo portato anche a rigenerare, mi pare che lo rigenerai proprio io, perché in quel tempo, quando l'abbiamo rigenerato col tubo catodico, io non lavoravo, andavo ad aiutare un signore in un laboratorio che riparava televisori, sterei, radio, le radio analogiche, quelle di una volta, con la lancetta che si muoveva, riparavamo le piastre, gli amplificatori, tutte queste cose qua. Non riparavamo i CD perché erano da poco usciti, quindi mancavano anche gli schemi, diciamo, era un po' più complicato, però tutte le varie televisori di qualsiasi marca, le Saba, Telefunken, Mivar,
arrivava di tutto. ITT, chi è che non si ricorda la ITT? I televisori ITT erano molto buoni, le Sony a schermo piatto, la Sony Trinitron, serie Trinitron. Quindi io, diciamo, già da molto giovane mi sono avvicinato a quello che era l'elettrica e l'elettronica, alla paura che può fare un tubo catodico quando sta sotto tensione, perché lì ci sono parecchie volts che ti possono fare parecchio male. Quindi bisogna stare attenti quando c'era un tubo catodico acceso. Abbiamo ovviato ovviamente a tutti questi pericoli con questi nuovi televisori ultrapiatti a LED, dove lì dentro non rischi niente, rischi solo di rompere la televisione. Basta. La 220 sta solo sul trasformatore all'ingresso, poi viene trasformata e lì non c'è niente che possa fare danni. Infatti l'alta tensione stava su quel cavo che andava a inserirsi sul tubo. Non mi soffermerò sul dire come funziona, come non funzionavano, perché ci sono tanti altri siti, tanta altra gente che ne parla, perché io voglio raccontare più che altro quelle che sono state le mie esperienze. In quel periodo, diciamo anni 80, anni 90, sentivo un sacco di musica, compravo cassette sia originali, le altre le compravo a Napoli, ce le scambiavamo con gli amici. Era il periodo degli sterei a doppia cassetta portatili, quindi ci copiavamo le cassette uno con l'altro. Era periodo di tanta musica, quando i nostri genitori avevano quello che io adesso ho al salone, che è lo stereo da casa. Anzi, io quasi quasi ve lo farei vedere con questa, non so se chi è connesso ha dato una schicchera, perché non c'ho. Allora guardate, questo qui è il mio stereo da casa, c'è sopra, c'è il giradischi che è un 1210 M5G, poi c'è un bellissimo, io lo chiamo equalizzatore, ma quello è un sound processor della Technics, ok? Poi ci sono due doppie piastre sempre Technics, la radio, l'amplificatore della Technics, e poi il lettore DVD della Pioneer, che lo uso come lettore CD, perché praticamente mi si è rotto il lettore CD della Pioneer, lo devo riparare. Praticamente che c'è? Non gira più il motorino in nessun caso, e non c'ha cinghie quello, era un lettore CD della Technics a trazione diretta, non c'ha neanche una cinghia, non c'è niente, però il CD quando viene messo dentro non gira, è tutto libero, quindi non è ingrippato, si vede che non arriva corrente al motorino, devo capire perché. Qui Marco Valleggi saprebbe dove mettere le mani, lo smonterebbe e saprebbe trovare qual è magari il condensatore, la resistenza che dà problemi. Quindi c'è il trasformatore a parte. Ah, non lo so se quella lampada, bisogna vederla, magari dopo ci diamo un'occhiata, ok Max? Ho capito che ti riferivi alla lampada per PC. Non è male perché ha le batterie integrate e quindi la puoi utilizzare anche per leggere, per andare. Vero, erano molte le radio regionali e registravamo sempre cassette, ce l'ho ancora con quello che. Esatto, allora ovviamente poi andando più in là, nell'82, non vi racconterò, non farò una storia lunghissima, anche perché siamo arrivati siamo a 54 minuti della mia vita. Nell'82 ricevetti il Commodore VIC-20 per la comunione da mia zia Wanda e mio zio Alessio, i genitori di mia cugina Giada, e niente, da quel momento praticamente la mia vita, non dico che cambiò, per carità, però devo tanti ringraziamenti a mio zio Sandro, che durante quella giornata pochi sono i ricordi che ancora ho di quegli anni, però questo è uno di quelli. Quel giorno della comunione mio zio Sandro era lì con me, mio zio Sandro già aveva il Commodore 64 a casa. Mio zio Sandro, quando attaccammo il VIC-20, prima ancora di farmi fare i giochi, mi fece vedere 10 print, ciao, 20 Goto 10, Goto 10, run, e compariva ciao ciao ciao. Poi mi disse prova a mettere un punto e virgola dopo le virgolette, misi il punto e virgola, ciao 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 ciao, si riempì tutto lo schermo di ciao. Mi disse metti lo spazio dopo
il ciao prima delle virgolette e venne ciao, 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 tutti incolonnati, tutto lo schermo pieno di ciao. Da lì partì un qualcosa che mi ha segnato forse per tutta la vita, non lo so se quell'evento fu così importante per me da indirizzare, è uno di quegli eventi che poi ti indirizzano verso una strada piuttosto che un'altra, non lo so, magari se non fosse successo questo, se non avessi ricevuto il VIC 20 per la comunione, come sarebbe stata la mia vita? Nessuno lo può sapere. Fatto sta che da quel momento VIC 20, 64, Amiga, Amiga 500, Amiga 1200, Amiga 600, Amiga 4000, 3000, 3000 Unix, ColecoVision, Intellivision, da lì fu un susseguirsi di tutto, venne, diciamo, da quell'evento, io stavo ancora a Spinaceto, poi mi trasferì ad abitare Roma Spinaceto, Spinaceto è un quartiere di Roma, mi trasferì a Statuario, un altro quartiere di Roma, quando avevo 10 anni, nel 1984, anche lì amici che avevano già il Commodore 64, io col VIC 20, con l'espansione ce l'avevo a 3, 8 e 16K di espansione c'aveva. Mi ricordo tutto di questi anni. Programmavo in Basic, l'espansione mi stava strettissima, tutti i programmi, io avevo 20 programmi per Commodore VIC 20, erano tutti con l'espansione, perché sennò ti andava fuori memoria, c'aveva 3K di RAM quel VIC 20, non era utilizzabile così, quindi niente, alla fine dopo l'espansione comprammo il Commodore 64, me lo comprai con i soldi miei che avevo da parte, dei regali che ricevevo ogni tanto, a Natale soprattutto, compleanni, e mi comprai questo Commodore 64 e quella fu, diciamo, la svolta, perché poi al 64, vabbè, ci ho lavorato sull'hardware, ci ho attaccato il ProLogic Revolution. Voi non sapete neanche che cosa sto dicendo. Commodore 64 era un computer degli anni 80 che ha avuto un successore, è uscito da poco il DC64, la grandezza naturale. Già un paio d'anni fa è uscito il DC64 mini che era più piccolo. Il Commodore 64 è un computer che ha fatto la storia, ok? Ha fatto la storia anche il modello base, quello che ti vendevano, ma la mia storia l'ha fatta un Commodore 64 che non c'era in commercio, tutto potenziato, pieno di cavi dentro che andavano dal computer al floppy, al lettore floppy. La maggior parte di voi si ricorderanno il Commodore 64 con le cassettine, con le audiocassette in cui uno ci registrava i giochi e ce li caricava pure. Io quasi subito con quelle cassettine ci andavo stretto perché erano troppo lente a caricare, a registrare, e quindi andai subito a comprare il floppy drive, poi ne comprai un secondo di floppy drive, poi c'era un negozio che stava a Firenze che esiste ancora ma non vende più niente di computer, si chiama ancora D-Mail, stava a via Luca Landucci a Firenze, ancora mi ricordo l'indirizzo, quanti ordini ho fatto io dalla D-Mail, non si sa, di tutti questi diciamo upgrade hardware da mettere dentro il Commodore 64, dentro il floppy drive, per farlo andare più veloce, per fargli leggere più tracce del disco, c'era di tutto di più. Magari di quello che sto dicendo ne possono capire gli amici amighisti, gli amici commodoristi più avanti nel settore. Parlando invece della mia vita da DJ, sono sempre stato appassionato di musica, mio padre aveva lo stereo in salone, come ho detto, sterei portatili, sterietta a cassette. Io qua, guardate cosa ho, vi voglio far vedere, ecco, questo è un CD perché sono iscritto al gruppo di raccontastorie che mi stanno dicendo rippa c'è i CD eccetera. Noi avevamo i raccontastorie quelli sulle cassette che ancora ce l'ho di là, e li sentivo dentro le cassette, copia, fai pure i raccontastorie agli amici eccetera, quindi diciamo sono sempre stato immerso nella musica pure, si sentiva la DJ Parade da quando ci fu la DJ Parade, e da lì nacque la voglia di fare il DJ, prima alle feste dei compagni di classe come cominciano tutti, e poi annuncio su Porta Portese, parti e vai. Da lì io andavo in giro con due giradischi, uno era molleggiato perché era il cubo della Philips e l'altro era un giradischi a cinghia. Fare il DJ così era proprio diciamo un'offesa al termine DJ, quindi io mi dico
mi definisco sempre uno che andava a mettere la musica alle feste, quindi poi comprai i due 1210 MK2 che c'ho ancora giù. Il mixer me lo vendette un mio grande amico dell'epoca, un Davoli bellissimo, e con quello sono andato avanti tanti anni a mettere musica dai vinili come piaceva a me. Questa è una prima parte della mia vita. Vi potrei raccontare tanto, ma preferisco fermarmi qui per questo primo episodio. Non so se vi ho scocciato con questi aneddoti. Si lavora in DOS. Si lavorava in DOS, sì, quando uscì il PC. Il 64, diciamo, c'aveva il Dolphin DOS. Diciamo, il DOS era il Disk Operating System di accesso al drive del 64, non era un vero DOS. Il DOS venne poi col PC, quindi già siamo più in là. Già siamo arrivati alla seconda metà degli anni 80, primi anni 90, quando ci fu la necessità per l'avvento dell'hard disk di un sistema operativo, di un sistema, no operativo, il DOS è un sistema operativo comunque, di un sistema per accedere direttamente ai file che stanno memorizzati su una memoria di massa, anche perché i primi PS2 IBM, gli Olivetti M280 c'erano due floppy drive e bisognava mettere il DOS in A. Perché? Perché il sistema operativo era MS-DOS, la macchina senza il sistema operativo non poteva fare niente, quindi con due floppy, uno aveva il DOS in A e sull'altro era il disco di lavoro. Poi con l'avvento degli hard disk sempre di più, però il DOS venne parecchio tempo dopo il Commodore 64. Diciamo che quando c'era il Commodore 64 si parla di operating system. Windows 98 è un sistema operativo, esatto, mentre Windows 3.11 non è un sistema operativo perché girava sotto DOS. Windows 95 e 98 erano sistemi operativi, avevano il DOS integrato dentro, però il sistema operativo era proprio Windows 98, Windows 95. Mentre prima di Windows 95 il sistema operativo precedente non era Windows 3.1 o 3.11 for Workgroup, ma era MS-DOS. Attenzione da non confondere. Queste sono piccole nozioni che io l'ho vissute e quindi le so a memoria, le saprò sempre a memoria fino a che non morirò. Poi, a meno che non mi prenda l'Alzheimer, e vabbè, magari poi ci saranno questi video a ricordarlo. Ok? Quindi DOS significava Disk Operating System. Dicevo per Commodore 64 era un insieme di comandi da dare al drive per dire al drive di trasmettere i dati al computer e basta. Quindi era un modo di dare i nomi ai file che stavano dentro a un floppy, ma non era un vero e proprio DOS perché il 64 era sempre in BASIC. Ok? Quindi si accedeva al DOS che stava dentro al drive, la ROM DOS del drive stava nel drive, il kernel del drive stava dentro al drive, quindi tu da BASIC davi dei comandi ai processori che stavano dentro al Commodore 64 di andare a parlare con la periferica, che poi erano 8, 9, pure 10, le periferiche esterne attaccate sulla seriale del Commodore 64. Va bene, qui ci stiamo dilungando troppo su questa storia e quindi poi andiamo troppo oltre. Niente, io vi ringrazio di aver seguito la mia diretta, vi aspetto magari alle prossime dirette. Io come sempre non so quando le farò perché io faccio così, prendo e parto, non c'ho un momento in cui faccio la diretta, quindi perdonatemi se faccio queste improvvisate. Da un momento all'altro trovate il link, trovate l'avviso che io sto in diretta. Ok, sono le 8:26, oggi è 28 novembre 2020, come vedete tutto in diretta, tutto live. E niente, oggi abbiamo fatto l'unboxing, in chiusura vi ricordo sempre, di questo, che è un termostato ambiente Wi-Fi comandato da Alexa, Model BHT 6000 GCLW. Poi vi metterò il link in descrizione di questo qua. Questo c'ha tutto, c'ha la Wi-Fi, function Wi-Fi, e ve lo faccio rivedere come si presenta. Eccolo qui. Vogliamo vederlo senza bustina, ve l'avevo fatto vedere pure senza bustina. E questo è Wi-Fi, questo però non è a batterie, eccolo. Magari forse andrà messo così.
non è a batterie ma c'ha bisogno della 220. Allora qui c'ha 4 contatti, facilissimo da installare. Qui ci vanno le viti perché questo è sfilabile sicuramente. Vabbè, poi dopo vedo, bisogna allentare quelle viti là, quindi ok. Comunque questo si sfila, qua si mettono le viti per la scatoletta, attenzione, qui e qui le viti per la scatoletta. Qui ci sono 4 fili di cui 2 vanno alla caldaia e 2 sono l'alimentazione sua a 220 volts. Quindi niente di che, è facilissimo da installare e quindi niente. E questo è quello che abbiamo sballato oggi, comandato con Alexa. Poi vi farò sapere come va, come non va, se funziona bene. Ricordatevi che adesso vi farò anche, metterò su Facebook, e se ce la faccio lo faccio pure in filmato e lo metto pure qui su YouTube, di questo, dell'hard disk, di come va. Faccio diciamo un unboxing, slideshow, benchmark eccetera, perché ho salvato già, ho tutte le immagini per farvi una recensione, una video recensione al volo di quell'hard disk da 5 terabyte Seagate Basic, che io è stato il primo articolo che ho pubblicizzato nel mio canale Telegram e mi sembra pure sulla pagina Facebook. Ok? Detto questo, io non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima diretta e niente, e state sempre con me, continuate a seguirmi, se potete condividete i link con i vostri amici, fate conoscere le mie pagine, anche questo mio canale YouTube, canale Twitch e profilo Facebook. Io faccio le dirette su questi tre social network, che sono il mio profilo personale Renato De Vita su Facebook, la mia pagina di YouTube e il mio profilo di Twitch. Ok? Detto questo, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima diretta. Grazie a tutti, grazie davvero, grazie.